Addirittura i 3 piedi. Borsa della spesa. Che Martina non è abbinata oggi cromaticamente, c'è anche le borracce. Addirittura anche il berrettino, cioè, Ecco. che non lo faccio apposta, che è un dono dicono non lo fanno apposta. no, è vero, non lo faccio apposta. Posteggio alla chiesa di Vinigo, andiamo super di qua e tentiamo Bortolo de Lorenzo, che ho già fatto 2 anni e mezzo fa, pre-Vaia, quindi vediamo com'è. 24 novembre abbiamo i ramponcini per sicurezza, vediamo insomma, dai. Il gallo imbizzarrito, poi abbiamo girato a sinistra, si sale ripidamente, forse siamo anche sul sentiero giusto, non so, che l'altra volta mi ero approcciato al Bortolo de Lorenzo in traversata Costa Piana Borca. Adesso provando a fare l'anello, vediamo. Wow, che bello. Lì abbiamo incrociato la cartellonistica. Finora il sentiero è un po' così, diciamo che Vaia ha lasciato i suoi segni. In teoria adesso andiamo un po' verso di là, fino a Forcella Ciadin, e poi ci agganciamo al Bortolus. Sì, Bortolus. Di là, Qua si impegnano per farci perdere la traccia. Sì. Un sacco di schianti di piante. Ciao che vuole farci la ventata. Il bello di essere piccoli. Non tutti riescono a uscire da questa trappola, Dice un po'. Aia! Ah! Che frustata! Abbiamo ritrovato Optimus. No, perché tra tutte queste piante cadute addirittura una segnaletica su albero, troppo lusso. Bene, bene. Ci siamo ricongiunti tra un sudore e l'altro. Oddio. E adesso siamo proprio sul sentiero. Cos'è? 230, giusto? Si spera, sì. Forcella Cadin. Bellissimo. Spalti Duranno, Croda Cuz, là sopra il muretto a secco una giovane martisca. Veramente bello qua il sentiero, super proprio, bello. Lì si vede anche il Costa Piana. Sotto Forcella Cadin, metri 2010, c'è questa caratteristica semigrotta e il Bortolo va di qua, non segnalato ma c'è una traccia abbastanza evidente. Adesso siamo stati, non vorrei dire lenti, ma forse lo dico, fino a qua ci abbiamo messo 1 ora e 50 gustando il panorama e gustando il panino tra poco. Esatto. È tutto un gruviera qua, traccia super evidente, poi si va qua dietro e qua dietro c'è il punto classico dove in genere ci si perde, ma speriamo di non farlo anche stavolta, dato che l'altra volta era successo. Prima forcella fatta, comunque ce n'è. Eccoci giunti al punto dove ci si perde facile, perché uno dice guarda che bella traccia qua, perfetto, vado di là, ma non è questa, bisogna stare subito sotto le rocce e infilarsi qui così. Mi pare che qua o subito dietro, adesso non mi ricordo, è passato un po' di tempo, ci sia addirittura il vecchio cartello con scritto tipo Bivac Brunetta, e panorama incredibile. Iniziano le smugate con bulle
intermedi. Poi è bello l'Antelao perché becchi delle lastre di che si chiama marmo piatto coeso e poi marcio da un momento all'altro. Io comunque non sto ancora capendo dov'è Troy. Sotto le crode. È sotto? Tagli sotto le crode, più sotto che puoi, e vedrai che è là. On the rock, la freccia che ci dice siete giusti, bravi. Guardate che spettacolo. Figata, eh? Sì. Bello qua. Vedi, tutto un saliscendi, scendi, sali, giù e su, poi dietro giù e su, giù e su. Tutto così il Bortolus. Comunque temperature... No, dopo? Sì. Sì, temperature no estive ma quasi. Caldo. Fa caldo. Manica No, curta. Antonio, fa caldo. Speciale. Cosa diciamo? Niente. Non so, sono camera shy. Se non tengo la camera in mano non so cosa dire. Boh. I ramponcini ce li abbiamo nello zaino, state tranquilli. Di stop, come si fa? Così, uno arriva qua veloce e fa... Tac. Poi si lussa tutte e due le spalle e va giù per il canale. Bella. Bello. Ma che robetta. Occhio, occhio, occhio. Addirittura, così, implanata. Bello qua. Primo scendisali fatto, sforcellato. E adesso piccolo déjà vu, altra pala erbosa da risalire di là e altre ghiaiette da scendere di qua. Beautiful, bellissimo. Qua si è aperto il panorama dietro, una roba incredibile. Forse questo, adesso non mi ricordo, però penso di sì, il mitico Giaron dell'Antelao. Finora scendi, sali, sali, scendi, ma non, direi tecnicamente abbastanza easy. Sì. Tarzan, questa è la tecnica. La barancio style down. Giaron dell'Antelao è dietro comunque, perché è gigante, occuperebbe tutta sta roba qua. Questo è uno dei passaggi chiave, però non c'è neanche neve, per cui bene. Sì. Si sale un canaletto caldo, dietro così. Mi sa che è qua adesso. Sì. Ma che roba! C'è un sasso incastrato, speriamo non esca fuori adesso. Veniamo su di qua, tutto segnalato super bene. Qua ci sono delle freccette, super. Ed ecco qua il Giaron dell'Antelao. Tutto un bel marciume da attraversare adesso. Super fortunati coi versanti, perché comunque la neve è morbida e si passa benissimo, e dove ci sono ghiaie comunque è morbido, cioè abbiamo i ramponcini nello zaino, mai serviti finora. Qua invece è veramente impressionante. Praticamente questa penso che sia, quando c'è la frana che scende giù a Peaio, tutta roba che viene da qua.
È il traverso della muerte. Morbido. Probabilmente Qua lo vedi anche con la GoPro, il segno laggiù. Talmente seguiamo evidente. questo. Qua è un po' freestyle, insomma. Comunque bisogna andare in giù, agganciarsi là, così. Oh, di qua è meglio, penso, andare sotto. Fare il giro per sotto? Sì, sì, qua, perché qua è comodissimo. Bisogna capire un attimo qua dove andare. Se parte una, viene giù anche. Bollinatura mista di varie epoche che si sovrappone. Ma qua è figo che la terra è morbida. Sì, sì, qua è proprio... Adesso poi lo dico sicuro, adesso vado giù col culo. Però inutile trovare un tamburo. dico sì, perché oggi non sono ancora caduto. Pum. Guardavo dove c'era prima giù là. Hashtag andar per ghiaie. Oh, sono ancora là sopra, eh? Sono ancora là sopra che ci guardano. Ah sì? Ginniche. Che gesto. Che gesto. Che gesto e che jolly forse anche. Comunque qua... Oddio, a vederla così trovare una via sembra impossibile. Poi guarda sto sasso qua. E ovviamente, lo dico simbolicamente, ma essere qua quando piove è la morte. Comunque si passa senza troppi problemi e man mano che si va avanti la strada si apre davanti ai propri piedi. Non è male, non è male. Questo è il Tarzan. Tecnica Barancio. Tecnica Barancio. Oggi che si stacca. Oh, sì. No, no. Trust the Barancio. Dici sì? No, trust the Barancio. Ogni tanto tra i bolli rossi una bandiera che ci ricorda di essere sulla giusta strada e non dovrebbe mancare neanche troppo all'ex Brunetta. Incuneati tra i baranci e la roccia a salire, dall'altra visioni incredibili. Eravamo là sopra, abbiamo attraversato. Bello, bello, bello questo sentiero. 235, sentiero numerato addirittura. Ma non si va avanti, tipo sabbioso. Non ci sono i baranci. Qua un bel cavo d'acciaio perché un'eventuale caduta potrebbe non essere delicatissima. Guarda i lati fermi, se fai una spaccata proprio... Mi ricordo sta placca qua che sancisce la fine. Wow. Qua sotto c'è il villaggio Eni, sancisce la fine del sentiero, cioè che qua dietro si scende un po' e poi c'è una rampa mortale fino al Brunetta. Comunque un sentiero per baranciofili, nel senso che anche ecco appunto, anche non volendo gli devi voler bene al mugo. Abbiamo attraversato tutto così e questo è il canale di scolo finale. Qua subito dietro c'è l'ex bivacco Brunetta. Alla fine è lento, è lungo lungo sto sentiero, 1670 metri di dislivello finora e 4 ore e mezza perché fai comunque la prima salita lunga, è bello però, bellissimo, super mega panoramico. Ecco dove era il bivacco. Stop. Busto di Au, che è quello o quell'altro, non lo so, c'è uno anche dietro. Tutto voglia. Salutiamo questo bel cartello d'epoca. Qua era qua la settimana scorsa, non c'era neanche un po' di neve, adesso è tutto così e ci facciamo il vertical kilometer di Borca, praticamente una sciata, steep skiing. Qua stiamo scendendo e io ho preso un bastone, mi sono rotto i collanti.
Shit, dannazione. Spectacular. Tanto bello. Biviuz, di qua si va al villaggio Eni e di qua forse arriviamo anche a Vinigo. Si spera. Prima o poi. Luca Loro Run. Mancava solo questa. Ecco. E beh. Qua siamo arrivati a Giaron dell'Antelao, parte seconda, e lì c'è il passaggio più estremo della giornata, con corda su ghiaie per salire. Attenzione, corde fissa per l'Everest. L'asola. Corda fissa per l'Everest. Posso fare anche il pendolo qua. Bellissimo, bellissimo. C'è anche Jesus. E qua è dove avevamo girato prima, stamattina. Adesso vediamo di non imboccarci di nuovo come stamattina. Seguiamo the main road. Comunque anche a correre si suda, ho scoperto. Io, Martina no, come essere seduta al computer di scrivania. Abbiamo fatto le sgomme nel prato, sono venute su col quad. Back in Vinigo City con il nostro pony che ci saluta, tutto il Viaz lassù. 5 ore e 43, pausa pranzo escluso, per 1762 metri di dislivello. Ma atleta assunto dice 1885, però il battito è sbagliato, per come si può notare. sta per avere un infarto, Martina. Vabbè, che il battito al Allora, dislivello tra 1760 e 1880, non si sa bene. Bene. 16 km e mezzo, 16 km e mezzo, vediamo. 16 e 6. Io ti direi 19 invece. Ma perché Garmin Sunto c'è un dibattito. 19 mi sa massa. Perché 19 con quel dislivello lì dove siamo andati mi sembra. Bene, alla prossima. Fontana. Bye bye.